su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Va ora in onda la rassegna stampa. No, ma fate con comodo, stiracchiatevi pure, guarda, non c'è nessuna fretta. Sono le 7:28, quindi guarda, possiamo cazzeggiare per qualche minuto, firulì, firulà, ma che freddo che fa, assolutamente. Chi viene in moto a fare la regia? Insomma, pensavate che facesse caldo? Tu pensa se lavoravi a Radio Livigno, meno 12,5 gradi quest'oggi, perciò avere un regista congelato, insomma, lo tieni come ghiacciolino, no? Buongiorno Andrea, è in company perché c'è una compagnia tutta intorno al nostro regista Andrea. Il bello di essere importanti è quando hai più di un regista, cominci a tirartela e dici, sai, arrivato a una certa età, ormai quanti anni è? Quasi 50 anni che fai radio, Sammy Varin, insomma, a un certo punto. Buongiorno Radio Libertà, Sammy Varin, certo sono proprio io, buon mattino, buon anno nuovo, 3, siamo già al terzo giorno dell'anno e siamo già stanchi, ma è la stanchezza delle vacanze, il fatto di non trovare neanche la coda quando vai in giro, ci rimani quasi male, dici, arrivi in anticipo e poi non sai che cacchio fare, vera sta cosa, Tranquilli, duraminga, come disse il poeta, la prossima settimana tutto torna normale, però questo sabato domani cominciano i saldi, ti immagini, follie di saldi. Buongiorno ai negozianti, buongiorno a chi sta lavorando e non si è mai fermato, buongiorno a chi ci fa le pulizie, a chi ci sistema, a chi ci serve nei bar, nei ristoranti, e in molti hanno questa usanza di sentire Radio Libertà con le cuffiette, con gli auricolari, perché non puoi farla sentire a troppa gente, perché poi ci sono i ben pensanti, noi diciamo le cose che gli altri non vogliono dire. Il buongiorno si sente dal Varin, certamente per voi che ci seguite da casa sul canale 252 del televisore, sulla banda DAB dell'autoradio, cliccate DAB e scegliete, siamo tutti in ordine alfabetico, cercate Radio Libertà e una volta che ci beccate non ci perdete più perché siamo in nazionale. Buongiorno a chi ci ascolta sul sito radiolibertà.net o chi ha scelto di scaricare la app sul proprio cellulare, appunto questa è la via giusta perché anche chi va a lavorare usa la metropolitana, non c'è problema, non ci perdete mai. A proposito, un saluto a chi ci segue, siete in tantissimi su Facebook e su YouTube, soprattutto su Facebook sulla pagina di Lega Salvini Premier che ha milioni di follower. Ma io adesso vado in apertura sul sito di Radio Libertà perché ieri c'è stato Vittorio Feltri, ieri era giovedì, come ogni giovedì lo abbiamo ospite per regalare un premio molto ambito ogni settimana, si chiama il Bamba della settimana e questa settimana, signori, c'è non un Bamba ma un Super Bamba. Lo sapete a chi è andato il Super Bamba della settimana di Vittorio Feltri? Ai Pirla di Capodanno. Guarda lì, chi sono i Pirla di Capodanno? Ci sentiamo un po' tutti qui inquadrati in questo momento. No, quelli che hanno fatto casino in Piazza Duomo, i botti sparateveli nelle mutande in Piazza Duomo e chiaramente non soltanto perché hanno fatto spaventare cani, gatti e anche le persone normali, anche perché sono di quei botti che sono veramente dei botti, cioè non fanno boom,
fanno un'esplosione pazzesca, li avete sentiti? Fatto sta che ora dovrebbe essere tutto finito, e fa ridere certo il comune che vieta i botti e poi niente, gli fanno lo stesso. Fatemi un giro, se avete tempo e voglia, sul sito radiolibertà.net, perché come vi dicevo, oltre a essere un sito dove si può ascoltare e vedere Radio Libertà, c'è anche la nostra controinformazione, comprese anche le pagine scelte dal sottoscritto Sammy Varin per la rassegna stampa. Sì, ci sono le pagine migliori o le peggiori tra i giornali del giorno che appaiono intorno a mezzogiorno, scelte dal sottoscritto Sammy Varin. Inoltre, ma proprio se vi avanza tempo, vi ricordo che sul sito radiolibertà.net si può sostenere la nostra radio cliccando Sostienici e voilà, potete tranquillamente dare una mano a Radio Libertà abbonandovi o semplicemente facendo un versamento con la carta di credito di qualunque entità, anche i consueti 5 euro. E a questo proposito ringrazio i tantissimi che in queste settimane lo stanno facendo, perché hanno capito che la nostra radio vive anche di questo e soprattutto di questo. Nei grandi eventi della Lega come Pontida abbiamo il nostro banchetto, il nostro stand, vi accogliamo, vi diamo i gadget più incredibili. A proposito, oggi dovrebbe venire ospite il responsabile gadget, chissà che cosa ci porta, mamma mia, il Grimoldi, ho quasi paura. Grazie veramente, che ci vuole bene, anche attraverso il conto corrente postale, certo, il 3767 1294 3767 1294, intestato a Radio Libertà. Bastano 5 euro per fare felice la nostra redazione, anche perché siete veramente in tantissimi che avete scelto il nostro canale anche oggi. Se ci date una mano, anche il 10% di voi ci dà una mano, ragazzi miei. Bando alle ciance, cosa facciamo? Sfogliamo? No, è una rassegna stampa, e allora tuffiamoci nella rassegna stampa partendo dai quotidiani meno conosciuti. Sì, ogni giorno vorrei avere qualche titolo tra i giornaloni meno oni, perché i giornaloni più oni, ti dico la verità, titolano praticamente tutti uguali. È una noia mortale. Comincio a capire il nostro condirettore Giulio Cainarca quando fece questa scelta di passare la patata bollente al sottoscritto Sammy Varin. La patata bollente, avrete capito, è questa che state sentendo, la rassegna stampa, perché alla fine, dopo decenni che conduceva una splendida rassegna stampa, assolutamente sì, ha capito che ne valeva la pena proseguire. No, è passato a miglior vita dal punto di vista radiofonico, facendo una trasmissione molto più interessante che seguite intorno alle 10:30 del mattino e che si chiama Auto da Fè. Allora cerchiamo la differenza, cerchiamo qualcosa di diverso sui quotidiani oggi in edicola. Chi mi segue se ne sta accorgendo, insomma, cerchiamo di non essere banali, di non stare tutti sulle stesse notizie, cerchiamo di volteggiare come dei ballerini, segnalandovi le cose più particolari e possibilmente tirando l'acqua al nostro mulino. A proposito di che cosa c'entra l'acqua e il mulino? No, volevo passare dal quotidiano L'Unità perché l'Unità dà la colpa alla procura. Trattative con Teheran, scrive oggi il quotidiano L'Unità, per Cecilia chiaramente, ma la procura blocca lo scambio, ok? Colpa della procura, secondo il quotidiano L'Unità, perché insomma, ricordiamolo, l'iraniano detenuto qui vicino a Milano è ancora detenuto, non gli diamo neanche gli arresti domiciliari, siamo proprio cattivi. E cosa ci immaginiamo? Che gli iraniani sono tutti contenti? Insomma, anche loro c'hanno un nostro ostaggio. Dove andiamo? Scendiamo un po' più in giù, eccola qua, appunto, Il Riformista titola quest'oggi Sala è sola. Vertice a Palazzo Chigi, Tajani convoca l'ambasciatore iraniano, nessuna manifestazione in Italia, il sequestro non scalda i cuori. La verità
ve la dico io, ci deve essere il Sammy Varin che ve la dice, è che non abbiamo ancora capito se questa è di destra o di sinistra. Era uscita la storia dei Marò che diceva ma lasciamo perdere, liberare i Marò, questo si può veramente rischiare, eccetera. Poi abbiamo lasciato stare questa polemica, non si capisce se è di destra o di sinistra, per cui gli amici ben pensanti di sinistra sono ancora lì gnignero. Oggi c'è la Slane che è intervistata su un quotidiano e vediamo che cosa dice. Comunque, scherzi a parte, io penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che questa ritorni in Italia al più presto. Chiaramente poi sarà ospitata in tutti i TG, in tutte le trasmissioni, gli daranno una trasmissione da condurre. Peccato che non ci siano elezioni a quanto sembra in quest'anno 2025, altrimenti la candidavano certamente, ma prima bisogna capire se sta di qua o se sta di là. Intanto i genitori sono stati ricevuti dalla Premier e insomma sono stati piuttosto contenti. Cavolo, è già qui la frasettina della mamma che ha detto la Premier ci ha spiegato bene, molto bene. Secondo me gli ha già fatto un po' di rabbia ai ben pensanti di sinistra, ma tant'è. Fatemi andare sul sito internet del Corriere, perché a proposito della Meloni oggi c'è un'intervista esclusiva su 7 e dovete comprarlo, però se non lo comprate non la potete leggere, non lo mette mica il Corriere, ma il sunto sul sito elettronico del Corriere della Sera. Giorgia Meloni su 7, dialoghiamo con tutti. Il ruolo dell'Italia è cambiato, Musk, genio del nostro tempo, dipinto come un mostro. Intervista esclusiva alla Premier. In questi 2 anni e mezzo non ho mai fatto una scelta di cui dovermi vergognare. Solo chi non fa non sbaglia. Bellissime parole che riguardano la Meloni, ma che riguardano un po' tutti quanti noi. Alla fine bisogna cercare di fare, non fare troppo sicuramente, perché quando fai troppe cose tutte insieme e poi ne va della qualità, ma cercare di osare. A proposito di osare, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, cari amici vicini e lontani, vecchi ascoltatori celoduristi, quelli che usavano il profumo Dur della Lega, oppure nuovissimi ascoltatori che state girando tra i canali perché siete in vacanza, vi state annoiando, non vedete l'ora di tornare al lavoro. Ricordate che questa radio si chiama Libertà. Mi guardavano in regia. Dillo, perché non lo dice? Libertà. Si chiama Radio Libertà e quindi avete voi la libertà di dire quello che pensate, anche di me, certamente. Me ne han dette di tutti i tipi. Fate un giro su YouTube, cercate Sammy Varin e tacciamo di infinite cose. Potete inviare un messaggio WhatsApp anche in questo momento al 340 67 09 659 non per scrivere cosa pensate di Sammy Varin, ci mancherebbe, ma un vostro commento sulle notizie del giorno. 340, faccio le estrazioni del letto perché so che molti di voi non hanno penna, il telefonino non è vicino e la memoria poi è quello che è. 340 67 09 659. Memorizzate questo numero perché in qualunque momento del giorno o della notte noi ci arrivano un fracco di messaggi notturni. Io mi chiedo che cazzo fate di notte? Ci spedite pensieri anche che vi frullano in testa su quello che avete visto la sera prima in televisione. C'è un po' di incacchiatura per la Morani, pare che abbia detto qualche frasettina un po' pesante verso la Lega e verso Umberto Bossi. È vera questa cosa? Me la confermate? C'è un po' di WhatsApp incacchieti su questo fronte, capito? Anche adesso quindi commentate le notizie del giorno o semplicemente il vostro pensiero su questo o quell'altro argomento. Io non sono come Poletti su Rete 4 che dice di inviare WhatsApp e poi non le legge neanche uno. Vorrei sapere che cosa se ne fanno di tutti i messaggi che arrivano. Io ve li leggo subito dopo le 8 di questa mattina e chi mi dovesse spegnere, tranquilli, c'è il podcast sul sito radiolibertà.net o c'è la replica questa sera dalle 20 alle 21, ok? Subito dopo le ore 8 io comincio a leggerli, vado avanti ancora alle 8:30,
diretta e riprendo alle 11 di mattina e perché c'è la seconda parte della rassegna stampa nel Potere al Popolo. Quindi una bella occasione anche per capire, tastare il polso ai nostri radioascoltatori. Sul sito dell'agenzia ANSA, come vi dicevo, la madre di Cecilia Sala, ricevuta da Meloni, chiede scelte importanti per il suo rientro. La premier ha sentito anche il padre, vertice a Palazzo Chigi con i ministri, sia trattata con dignità e liberata subito. Lunedì Mantovano al Copasir. La Schlein, il governo condivida le iniziative. Tajani, spero rilascio in tempi non lunghi. E chiaramente, per fortuna che Tajani c'è, perché dice delle cose che insomma ci rincuorano sempre. È bello avere Tajani ministro degli esteri. Ma cos'è? Questo stai facendo dello spirito, Sammy Varin? No, ma dicelo, se stai facendo dello spirito ridiamo. Sì, vado anche su Repubblica per par condicio, che apre naturalmente, anche qui ci sono i due detenuti, lo scenario, la trattativa del governo per liberare Sala si muove su 3 tavoli, ma oltre alla Sala c'è anche il tizio, il re dei droni, come viene chiamato, eccetera, che lui dice di non aver fatto niente, però chi lo sa, fatto sta che questo lo vogliono gli americani, e se glielo diamo agli americani loro non so se ci rimandano indietro la povera Sala. Tant'è, io mi tuffo sui quotidiani, vado, devo partire da Avvenire. Posso oggi andare dai, la facciamo la strana, dai, sta cosa. Posso partire, sì, dall'ultimo, che poi non è l'ultimo, ma è uno di quelli da voi più richiesto. Siamo al 3 di gennaio 2025, buon anno, e allora tutti voi, eccola qua, signori, sul Libero, il capodanno islamista, Milano violentata. Questo è uno dei titoli più potenti del giorno. Soprattutto perché dice una cosa che gli altri giornali non dicono, cioè quel filmatino che poi vi ripropongo, l'abbiamo trasmesso anche noi, con i figli del barcone che fanno casino in Piazza Duomo. Poche decine, scrivono i benpensanti di Repubblica, della Stampa, eccetera. Quel filmatino ha fatto il giro del mondo ed è stato rilanciato anche da quel razzista di Musk. La gazzarra degli immigrati in Piazza Duomo fa il giro del mondo. L'unico a scriverlo è Libero, signori. La polizia indaga. Oltre 100 profili identificati. Una ragazza denuncia stuprata da un africano. La notizia è uscita ieri nel pomeriggio e oggi, ti dico, quasi non viene ripresa dai quotidiani. C'è un riquadretto perché quasi sembra che la colpa sia sua, perché si è messa a limonare con un africano, poi si sono spostati in bagno e l'africano l'ha tirato fuori, chiaramente, quello che ha un africano di molto più importante del nostro. Cosa vi devo dire? Siamo affascinati da questa cosa? Siamo ridotti a questo punto? O c'è solo curiosità? Non scherzare, Sammy Varin, però no, mai che io non voglio assolutamente condannare la ragazza che è stata violentata, perché lei diceva no, però lui ormai aveva fuori tutto il pasdaran. E cosa devo dirvi? Intervista, siamo su Libero, all'ex sindaco Albertini. Odio dei giovani stranieri legittimato dalla sinistra. Normalmente l'Albertini è tutto gentilino, liberale. Noi lo chiamavamo Albertina, signori, che schifo. Eravamo veramente brutti e cattivi. Si scherzava, Gabriele, ci mancherebbe altro, però l'intervista di oggi è veramente carina. Vale la pena acquistare il quotidiano Libero, €1,50, insomma, si possono spendere. Gli urlatori di Capodanno, scrive ancora Libero quest'oggi con Fabio Rubini. Chiaramente
anche si acquista Libero per la polemica sul fascismo. L'altro giorno una prima pagina con Mussolini, l'uomo dell'anno, e c'è ancora gente che va in giro tra i sinistroidi con i pantaloni stracciati. Si sono stracciati le vesti, ben pensanti di sinistra, dopo la prima pagina del quotidiano Libero che evolveva a uomo dell'anno niente poco di meno che Mussolini. Pronti via, ripartono col fascismo. E infatti la pubblicità, la prima pagina di uno di questi giornaloni del 3 gennaio, nascita di una dittatura, Antonio Scurati, era uscita proprio ieri. Scurati e gli altri, i partigiani di professione, scrive Francesco D'Amato. E poi Marco Patricielli, la verità storica sul discorso del 3 gennaio 25. E alla fine siamo tutti d'accordo, la sinistra ha bisogno del fantasma dell'ex duce. E c'è il venerdì di Repubblica che vi può far piacere acquistare, perché sono tornato, il fantasma fascista. Ma tacciamo questo senso, qui è per far pubblicità a Repubblica, Sammy Varin, non ho mica capito, assolutamente. La strategia del negazionismo, l'editoriale di Daniele Capezzone, che racconta appunto le 17:37 di ieri, quando se ne è accorto tutto il mondo della gazzarra a Milano, quando Elon Musk ha ritweetato le stesse tristissime immagini di Piazza Duomo che Libero aveva scelto per la prima pagina, e anche noi di Radio Libertà abbiamo trasmesso, noi e quasi nessuno dei telegiornali. Milano violentata, scrive sul Libero Daniele Capezzone, con un'orda di magrebini in un tripudio di bandiere tunisine impegnati a gridare vaffanculo Italia e polizia di merda. A coadiuvarli c'erano soggetti di seconda generazione che probabilmente hanno svolto più di qualche ciclo scolastico in Italia, e infatti si è visto quanto siano ben integrati. Reazione dei soliti noti? Ignorare tutto, far finta di niente, censurare la notizia praticamente ovunque. E Capezzone prosegue il suo editoriale quest'oggi in prima pagina sul quotidiano Libero. Sì, stanno arrivando un fracco di WhatsApp al 340 6709 659 e mi state anche richiedendo quel filmato. Ricordiamolo, siamo anche in TV su canale 252 del televisore, ma anche sui social, su Facebook, su YouTube, e anche chiaramente siamo in diretta sul sito radiolibertà.net. E allora me lo rivado a prendere. Eccolo qua, il filmato dura 15 secondi, siete pronti a guardarlo? Sì, canale 252 social sul cursore. Ed ecco il filmato della Milano islamizzata, che uno potrebbe dire ma è sempre quello. No ragazzi, è quello di questo fine d'anno. Guardate. Vaffanculo Italia, vaffanculo Italia, vaffanculo di merda. Questo è il filmato ritwittato da Elon Musk in tutto il mondo con il vaffanculo Italia di tanti figli del barcone, anche col passamontagna, perché sono più carini, e già loro sono un po' abbronzati, col passamontagna fanno ancora più paura. E intorno a queste cose poi è chiaro, poi c'è chi si cucina altre notizie irriverenti, utilizzando anche il nostro Presidente della Repubblica. E non è giusto, però giustamente la nostra è una radio che si chiama Radio Libertà, e dobbiamo annotare anche questa cosa. Sul cursore, guardate, sentite questo montaggio. È patriottismo quello di chi con origini in altri paesi ama l'Italia. Vaffanculo Italia, vaffanculo Italia, polizia di merda. Chiaramente
ci dissociamo da questo filmato irriverente e devo dire che non vale per tutti, è per fortuna. Ci sono tante persone, immigrati che arrivano da lontanissimo, da tanti anni, studiano, lavorano e supportano il nostro paese, quindi non vale per tutti, vale per una minoranza piuttosto chiassosa che c'era l'altra sera in Piazza Duomo a Milano e non soltanto a Milano, e piuttosto pericolosa, aggiungiamo noi, perché sono quelli poi che insegnano ai nostri figli come secondo loro bisogna comportarsi in una grande città come Milano. Ed è chiaro poi che il sindaco, e ne parla Albertini quest'oggi, tra poco vi leggo l'intervista, il sindaco Sala, senza H finale, di Milano, è chiaro che dice no, meglio non organizzare eventi, meglio non organizzare concerti, una FIFA boia che succeda qualcosa, vedi Appendino a Torino. Commentate signori, sono qui per quello, commentate al 340 67 09 659 perché io tra 10 minuti leggo i vostri WhatsApp. 340 67 09 659. Sono partito dal Libero, però adesso Avvenire giustamente lo leggiamo, anche perché lo sapete ormai la titolazione ricorda molto un giornale di sinistra, vanno a braccetto. Avvenire è il giornale dei comunisti, misteri, apparizioni, sparizioni, o sta per avvenire davvero qualche cosa dal punto di vista politico? I cattocomunisti aspettano il federatore, si scrive anche questo oggi sui quotidiani. Fratelli sommersi, titola il quotidiano di ispirazione cattolica e parla della denuncia serissima dell'UNICEF. Quasi 1700 le vittime nella rotta verso l'Italia, 1 su 5 era un minore. Nel 2024 oltre 2200 migranti sono annegati nel Mediterraneo, centinaia le donne e i bambini, i racconti di chi ha attraversato il deserto e poi subito le torture e gli stupri nei lager libici. Chiaramente non stiamo a ricordare che quando c'era un certo Matteo Salvini, ministro dell'Interno, erano drasticamente diminuiti questi morti, così come gli sbarchi. Naturalmente su Avvenire anche il vertice a Palazzo Chigi, Meloni incontra la mamma della giornalista, rilasciate ora Cecilia Sala, a Bedini un no ai domiciliari. Molliamo subito i bacchettoni di Avvenire, ricordandovi che oggi è venerdì e li avremo in onda, non quelli di Avvenire per fortuna, ma sono comunque bacchettoni ma diversi, sì, i bacchettoni di informazionecattolica.it, altro sito di controinformazione interessantissima. Intorno alle 11:20 avremo Pietro Licciardi per commentare i fatti della settimana e ragazzi, lo sapete, c'è sempre bella argomentazione, ecco. Andiamo sul Corriere, nella versione cartacea. Sala, braccio di ferro con l'Iran, la Farnesina convoca l'ambasciatore di Teheran, il vertice a Palazzo Chigi, l'Unione Europea liberare la reporter, la madre da Meloni, la cella non la segni a vita, lo scrive anche Feltri quest'oggi, e la paura è proprio questa, che una detenzione così forte, così senza pietà, possa segnare psicologicamente chi c'è dentro. L'America dice Abedini pericoloso. Vi segnalo sul Corriere, lo vediamo tra poco all'interno, si prosegue a parlare di sanità, un'interessante indagine sullo stato di salute della sanità in Italia, il ministro e le criticità, Schillaci e le liste d'attesa. Le regioni facciano di più, e Schillaci dà un po' la colpa alle regioni che insomma sono un po' poco attive su questo fronte, ma Giuseppe Remuzzi, oltre chiaramente a Margherita De Bacche che intervista Schillaci, Giuseppe Remuzzi scrive: salvare la sanità pubblica, un piano, i fondi, la volontà. Dal Corriere arriva una proposta per riorganizzare il sistema. Roberto Gressi di Spalla scrive: le sfide e il rispetto, l'agenda concreta del Colle, se vi può interessare, ma poi anche l'energia e quello che pensano chi ha una piccola o grande attività
quello che si pensa su questo aumento in arrivo. Valori record dal 2023 sul costo dell'energia, così è troppo. Imprese in allarme sul prezzo del gas. La capitale sgrammaticata della cultura, Agrigento, e il cartello con errori e refusi butta fuoco, dice accentrare tutto a Roma. Mi viene da vomitare. Chiaro che stiamo parlando comunque di una regione a statuto autonomo, molto autonomo, troppo autonomo. Come viene utilizzata l'autonomia in Sicilia? Tacciamo di infinite cose, non è l'autonomia che vogliamo noi. Poi la terribile notizia che ha fatto notizia e mi chiedo appunto perché la morte di un neonato qui in Italia faccia così tanto notizia e la morte di decine e decine di neonati, anche loro morti di freddo a Gaza, non gliene fotta assolutamente nulla a nessuno. Lasciato in chiesa a Bari, la culla, il guasto, morte di un bebè. E se vi possa interessare, Vele di Scampia, sgombero finale, via le ultime 11 famiglie, ricordiamolo quasi tutti, che mai avevano pagato e con certi rapportini particolari, con interessi, diciamo così, poco leciti, diciamo così. Dai che vi porto sul Fatto Quotidiano. Che ore sono? Che ore sono? Oh, è tardissimo, porco cane. Il Fatto Quotidiano quest'oggi, in centro pagina, il governo in panne, aggira le Camere, fugge al Copasir, buchi e scaricabarile sul caso Abedini Sala, 15 giorni di pasticci, Tajani sbugiardato, sì di Nordio al fermo dell'iraniano senza valutare ritorsioni e Teheran protesta con l'ambasciatrice. La palla passa ai giudici di Milano. L'Iran chiede lo scambio, no del PG ai domiciliari per Mister Droni, però dovrà decidere la Corte di Appello. L'editoriale di Marco Travaglio, vi leggo le prime righe, fa ridere e parla del nostro Presidente della Repubblica, nostro o comunque di chi lo considera proprio, la scossa. Anche stavolta, come negli altri 9 semolini di fine anno, il presidente Sergio Mattarella è riuscito a non dire praticamente niente. Perciò, come le altre volte, ci eravamo riproposti di non dire niente sul niente che ha detto lui. Poi abbiamo scoperto dai giornaloni che, pur senza dirle, aveva detto un sacco di cose. Il Corriere ne è rimasto talmente elettrizzato da segnalare in prima pagina la scossa di Mattarella. Invece Repubblica ha preferito puntare sulla scossa di Mattarella, mentre la Stampa ha optato per la scossa di Mattarella. Il mondo è bello perché è vario. Escludendo che le migliori gazzette facciano tutte lo stesso titolo in ossequio alle veline del Colle, non sarebbe da loro né da Colle, la singolare sintonia ha due sole spiegazioni possibili: che i quirinalisti siano immuni dall'effetto anestetico che il sermone quirinalizio sortisce su tutti i comuni mortali, da cui il nuovo record di ascolti a reti unificate. 2, che confondano il cloroformio con l'alta tensione e se vedono un tizio che dorme pensino fra sé e sé: questo deve aver preso la scossa. Così quest'oggi Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano. E allora una scossa buona dal punto di vista musicale ve la diamo adesso con la pausa musicale delle ore 8, musica indipendente. Proprio oggi esce il nuovo singolo La Befana di Fiamma Velo, un viaggio di magia e speranza tra pianoforte, archi, voce e altri piccoli strumenti che la Fiamma Velo ama suonare in attesa della magica notte della Befana.
Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? L'avete vista, L'avete vista questa splendida Befana, Fiamma Velo, Chiudendo gli occhi sembrava veramente di vederla svolazzare a cavallo della sua scopa. Esce proprio quest'oggi la nuova canzone di Fiamma Velo, pianista che seguiamo da anni, e abbiamo distribuito, molti di voi ce l'hanno a casa, il CD di Fiamma Velo, lo trovate ancora presso la nostra sede di Via Bellerio a Milano e negli eventi targati Lega. La Befana non si trova ancora su YouTube, ma è uscito proprio in queste ore su tutti gli store digitali, questo viaggio di magia e speranza. Il buongiorno e il buon anno da Sammy Varin, buon mattino a chi mi ha riacceso dopo qualche giorno di vacanza, sono ancora qui, certo, e siamo alla Milano Maranza, lo scrive anche Osho, il grande Palmaroli, e allora riproponiamo questo video che ha fatto il giro del mondo, anche Elon Musk lo ha retweetato sul cursore. Vaffanculo Italia, vaffanculo Italia, vaffanculo Ecco i Maranza che hanno festeggiato l'ultimo dell'anno e che forse non dovevano farlo. In alcune interviste proposte anche dal nostro leader Matteo Salvini, ci li hanno intervistati, dei Maranza intervistavano i Maranza chiedendo se festeggiavano l'ultimo dell'anno, e no che non festeggiano, perché secondo il calendario musulmano è tutto un altro anno, è una cosa, non si festeggia. Fatto sta che Federico Palmaroli, Osho, scrive scherzando: l'importante però è che non fumavano, essendo i Maranza in Piazza Duomo a Milano, dove ben sapete che ormai è vietato fumare se non a 10 metri l'uno dall'altro. WhatsApp al 340670969. C'è un po' di arrabbiatura, come vi dicevo, per alcune frasi pronunziate ieri in televisione. Intanto però partiamo da Claudio, che scrive: ottimo a mio parere l'intervento di Boldrini per la liberazione della giornalista Sala arrestata in Iran. Come al solito però certi esponenti di sinistra si dimenticano di un aggettivo. Stando alla fonte da cui ho tratto la notizia, la Boldrini parla di regime teocratico, ma dimentica la parola islamico. In Iran c'è un regime teocratico islamico, ci scrive Claudio. Altra vignetta divertente, la possiamo far vedere certamente, eccola qua, vediamo una riunione di jihadisti, islamisti, al-qaedisti, isisisti. Sindaco e la giunta comunale di Milano sono lieti di annunciare che il Capodanno in Piazza Duomo si è svolto senza particolari criticità e augurano un buon 2025 a tutti i patrioti, partecipanti, patrioti dell'ISIS. Ancora WhatsApp al 340670969. Ieri sera ho visto e sentito la Nefertiti del PD, la Morani, che accusava Bossi e Salvini per il Capodanno islamista a Milano. Ci scrive Valentino da Udine. Ora vi dico la verità, io non l'ho vista, mi sapete dire se è davvero così? Perché qualcuno giustamente si è arrabbiato, diceva, guardalo qua: ciao, non so se hai visto Stasera 4, in cui si parlava dei delinquenti della sera di Capodanno a Milano. La Morani, tra parentesi sinistroide, nel senso che è rappresentante del Partito Democratico, a un certo punto, oltre a classificarli dei teppistelli, strano che non abbia detto compagni che sbagliano, li ha paragonati, sentite qua, a Bossi, quando voleva buttare la bandiera italiana. Bossi dovrebbe denunciarla perché è denigratorio oltre che offensivo. Signori, noi siamo Radio Libertà, io non ho visto la trasmissione di ieri su Rete 4, ditemi se è vero oppure no. È chiaro, questi dicevano parolacce all'Italia proprio come faceva la Lega quando lanciava la secessione, provocatoriamente chiaramente, per dire che in questo modo non si poteva più andare avanti. Cosa c'è di simile
tra le due meditazioni, tra questi figli del barcone che scrivono Italia del cazzo, urlano Italia del cazzo, polizia del cazzo, odiano tutti quanti noi occidentali, e quello che faceva la Lega ai tempi di Bossi? 340 6709 659. Rispondete alla Morani, chiaramente, ditemi prima di tutto se questa cosa è effettivamente avvenuta. Siete voi i nostri giornalisti in questo momento. Buongiorno, buongiorno. E dunque, dopo questo comportamento degli immigrati, noi che si fa? Porgiamo l'altra guancia? Sì, cara Clara, porgiamo l'altra guancia. Io temo che a furia di indignarci in poltrona davanti agli schermi non cambierà mai nulla, ma peggioreremo le cose. Inoltre siamo sicuri che siano una minoranza, parliamo chiaramente di questi ragazzotti che hanno fatto casino in Piazza Duomo. E c'è stata anche la violenza sessuale, ricordiamolo, non ne parla quasi nessun quotidiano. A me pare una minoranza piuttosto numerosa e ramificata. Andiamo avanti così, va tutto bene. Saluti Gianluca. No, non va per niente bene. Ribadisco, è come dicono i dati, è una minoranza che compie moltissimi reati. Tant'è che alla fine è una minoranza che diventa quasi maggioranza, gli immigrati che compiono reati nel nostro paese. Sono pochi, ma ne fanno tanti di reati. Buongiorno Sammy, più ascolto le tue rassegne stampa, oddio cosa sta per dire questo, e più mi guardo intorno, più credo che bisogna essere folli e sprovveduti nel sostenere un centro-sinistra che favorisce l'anticultura, il lassismo giudiziario, l'impunità, l'immigrazione irregolare, l'illegalità, l'assistenzialismo per il Sud Italia e le stravaganze delle minoranze senza tutelare i cittadini italiani. Mi è andata bene, pensavo ce l'avesse con me. Grazie Mauro, grazie. Ciao Sammy, per la questione di Milano e gli insulti alla polizia e al paese che ospita questi disadattati non c'è da scandalizzarsi, basta che l'Italia cambi qualche legge e le faccia effettivamente rispettare. E bravo Alessandro, ma tu ci scrivi da Losanna, cavolo, Losanna, i figli di Davide, cioè è tutt'altra vita da quelle parti. Qui invece l'embel casini, guardate che è arrivato un corriere, ritirate il pacco del corriere, grazie. E non parlavo con voi ascoltatori, adesso andate alla porta a ritirare il pacco, parlavo con i nostri registi, e che cavolo. Fatto sta che c'è una certa Lega che ha un bel pacchetto sicurezza pronto da spedire a quelli che le regole non le vogliono rispettare, e siamo pronti anche a rispedire a casa queste persone. Speriamo che ce lo approvino, perché c'è una Forza Italia che ormai è diventata come il PD molto spesso e fa gnignero su tutto quanto. Mi fermo, sono le 8:12, sì, ma vado avanti poi con i vostri WhatsApp, tranquilli. Adesso leggiamo la prima pagina del quotidiano Il Giornale con il caso Cecilia Sala e il titolo Roma sfida gli ayatollah. Vertice di governo, Meloni incontra la madre della giornalista, dalla premier salto di qualità. Questa è la frase che fa schiumare un po' i sinistroidi. La procura però dice no ai domiciliari per l'iraniano. Sempre sul quotidiano Il Giornale, Vittorio Feltri, il suo editoriale, dice una brutalità che non stupisce e chiaramente invoca la liberazione al più presto di Cecilia Sala, proprio soprattutto per le sue condizioni psicologiche a stare là dentro per troppo tempo. E Piantedosi, la nostra strategia seguita in Europa a proposito di immigrazione clandestina. Funziona la stretta sui migranti, scrive Il Giornale, sbarchi calati in un anno del 58%. Il 2024 sarà ricordato come un anno positivo per il contrasto all'immigrazione clandestina, chiudendosi infatti con 66.317 migranti sbarcati sulle nostre coste, registra un calo degli sbarchi del 58%. Sono esattamente 91.334 i migranti in meno approdati rispetto al 2023. Facciamoci gli auguri, però ricordiamoci che ce ne sono tantissimi di sbarchi che sono sbarchi. Oh!
Ecco fantasma. Via libera del comune, una buona notizia finalmente per noi amanti degli animali. A Milano gli animali saranno sepolti con i loro padroni. È chiaro che finché avete un gattino, un cagnolino, ma qui c'è gente poi che ha gli animali più strani in casa, non è che ci facciamo tutto lo zoo poi nella tomba, mi raccomando, però buona notizia, assolutamente sì. Molliamo il quotidiano Il Giornale, un'altra prima pagina. Quale scelgo? Non so quale scegliere. Scelgo. Dai, il tempo è sempre potente, ragazzi. Il tempo, guarda un po', il ritorno dell'ISIS. Da New Orleans a Las Vegas, la minaccia islamica. I crociati sono tra voi. È ora di sfoderare le spade. Che cazzo, ragazzi. Me lo dicevano in diretta a Radio Padania Libera 20 anni fa, cioè è ancora sta frase del cacchio, e tiriamo fuori anche quella dei cammelli, verremo ad abbeverare i nostri cammelli nelle fontane di Roma. Finché siete a Roma, scherziamo, sale l'allarme in Italia, Roma blindata, allerta giubileo. Siamo sul quotidiano Il Tempo e l'editoriale di Tommaso Cerno si intitola "Se per il PD non è Islam, è Capodanno". Ieri un importante esponente del PD ha spiegato in TV che la gang islamica che ha preso in ostaggio Piazza del Duomo a Milano, inveendo contro l'Italia che l'ha accolta, è perché è Capodanno. Verrebbe da pensare che anche il veglione di Cecilia Sala a Teheran, distesa sul pavimento di una cella di punizione, sia la variante locale di questi capodanni islamici che tanto piacciono a Alessia Morani. Se ne è accorto anche Tommaso Cerno di quello che ha detto ieri in TV la Morani. Non so se serve dire che a me non piacciono, e penso che nei prossimi anni le cose peggioreranno ancora. In questo quadro tutti vogliamo libera Cecilia Sala perché siamo una democrazia e sappiamo che la libertà esiste solo qui. Sappiamo che non è una donna in stato di arresto, ma è un ostaggio. Sappiamo che le donne in Iran valgono zero perché quello è un regime che le ingabbia nei veli e nei burqa e le considera paria, schiave dell'uomo, paria. Sappiamo che l'Ayatollah Khamenei all'Ayatollah Khamenei serve una donna in ostaggio, libera come Cecilia, per ottenere l'ascolto dell'Occidente. Ma ricordiamoci bene che le parole della mamma di Cecilia e la paura che abbiamo per lei ci devono infilare in testa chiara l'idea di che cos'è l'Iran, che cos'è un regime teocratico, chi è il nemico delle democrazie. E io aggiungerei anche che cosa hanno nella testa quei giovinotti, quei Maranza che abbiamo visto a Milano in Piazza Duomo. Prima pagina del quotidiano Il Tempo e poi ci tuffiamo all'interno perché all'interno è bellissimo, ragazzi, c'è un 2 pagine veramente potentissimo, ma intanto dai, facciamo contenti anche gli amici che votano PD e che hanno scelto Radio Libertà, magari per farsi 4 risate, perché sentono dire qualcosa di fuori dal pensiero comune, vero? Diciamo cose diverse da quello che dice il vostro partito di riferimento, ma la verità, io lo dico sempre, sta nel mezzo. Non credeteci tanto. E allora per voi la Repubblica, Sala, scontro con l'Iran. La linea della Premier dopo l'allarme sulla detenzione di Cecilia, va liberata subito e senza condizioni. Teheran non cede, chiede la scarcerazione di Abedini, ma dai giudici di Milano arriva il primo no. La mamma della giornalista da Meloni, temo per le condizioni in cella. Poi il terrore in America, il mistero dei soldati attentatori e la foto della Tesla Cybertruck esplosa il 1 gennaio davanti al Trump Hotel. Era un attentato pure quello? E c'è un filo conduttore, perché i 2 tizi che avrebbero fatto questi attentati, quello sotto l'albergo di Trump e che l'altro che ha ucciso tanta gente, signori, avrebbero fatto lo stesso percorso, arrivavano entrambi dall'Afghanistan nell'esercito americano. E uno dice:
Ma come? Sono stati in Afghanistan e sono al posto di capire com'è la situazione, a parte che poi sono scappati via, no? Ma cioè, sono diventati islamici, al-qaedisti, isisiani. Dici, porco cane, che lavaggio del cervello che fa andare a combattere per la democrazia in Afghanistan. È solo che poi lì la democrazia ha perso, siamo fuggiti. Per farvi ancora più felici, amici piddini, ecco anche il quotidiano La Stampa. Oh, si scherza qui, il piano per liberare Cecilia, ma soprattutto l'FBI a New Orleans, un atto premeditato, il killer e l'attentatore del Trump Hotel erano nella stessa base, il massacro dei ventenni, tante fotografie di giovanissimi morti in questi attentati. Con gli articoli di Alan Friedman, quella paura che tiene unita un'America sempre più divisa, e Domenico Quirico, la guerriglia globale dell'ISIS e i canali che portano all'Africa. Vi segnalo sul quotidiano La Stampa, ve la leggo tra poco, cosa pensate, l'intervista alla Slane. Teheran calpesta i nostri diritti, Meloni ci coinvolga, iniziano a bussare alla porta della Meloni e ci mancherebbe altro che non li coinvolgiamo, ma certo, dovremmo essere tutti uniti almeno su queste cose finché non capiamo se la sala è di destra o di sinistra. Avanti con i quotidiani, siamo sulla Verità. Il Capodanno islamico a Milano, si indaga sugli insulti all'Italia. 2025, l'anno dei rimpatri. Non solo De Donat, la svolta pro frontiere passa da Cassazione, Germania, Regno Unito e forse Unione Europea. Ormai i danni dell'immigrazione incontrollata sono una realtà inesorabile in tutto l'Occidente. Chiudere le porte e mandare a casa i clandestini e delinquenti diventa una scelta obbligata a destra e sinistra, a parte per chi non vuol vedere. Cecilia Sala, vertice a Chigi, l'Italia stretta tra USA e Iran sull'ingegnere arrestato a Malpensa, e questo è proprio vero. In centropagina le immagini dei due attentatori, USA colpiti da jihadisti, ex soldati americani, Trump scatenato. Sempre sul quotidiano La Verità prosegue naturalmente il filone Novax, La Verità è l'unico che scrive queste cose. Trieste, ecco l'interrogazione di Fratelli d'Italia a Schillaci. Depositati i quesiti per il Ministro della Salute sul caso del paziente non vaccinato cui è stata negata un'operazione al cuore. Il partito della Meloni chiede chiarezza sul rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, e con questo naturalmente salutiamo gli amici di YouTube che non ci sentono più, perché lo sapete, YouTube ci blocca ogni volta che si dice qualche cosa che riguarda i vaccini e soprattutto le reazioni avverse. Vabbè, vado. Oh, mi state scrivendo, vado. Che fretta c'avete stamattina, è presto. Vado sul Libero. Ok, richiestissimo quest'oggi perché il titolo potente è Milano violentata, e Milano violentata perché c'è stata davvero la violenza, e ne parliamo anche più tardi. Alle 11 arriva Chiara Soldani, il Capodanno con Allah, e ricordiamolo, nei bagni di un noto circolo Arci di Milano c'è stata la prima violenza dell'anno verso una ragazza che si era intrattenuta col solito nordafricano, hanno cominciato a pomiciare e lui ha tirato fuori l'armamentario violentandola. La Milano violentata. Il Viminale ha identificato più di 100 persone presenti in Piazza Duomo. Poche rispetto alle migliaia, milioni di persone che potevano esserci, poche decine che facevano un po' come faceva la Lega ai tempi. Parlava male dell'Italia. Guarda un po' cosa ha detto ieri la Morani su Rete 4. Le immagini dei migranti che offendono l'Italia, rilanciate anche da Musk, setacciate dalla polizia, presto i primi provvedimenti, la Lega riflettere sullo ius soli. E una ragazza denuncia
io stuprata da un nordafricano. E vedete queste immagini che, ripeto, sono di quest'anno, ma sono uguali a quelle degli anni passati. Perché non si ha coraggio di fare più il concertone a Milano, e quindi chiaramente il concertone ce lo fanno loro, e lo fanno alle nostre ragazze, ricordiamolo. Non soltanto ragazze, se a Milano hanno stuprato una ragazza in un bagno del circolo Arci, a Roma l'Arcigay denuncia coppia gay massacrata. Stavano tornando a casa dopo il Capodanno, camminavano mano nella mano, prima gli insulti omofobi e poi il pestaggio in zona Malatesta al Prenestino, in quel di Roma. Sempre siamo sul quotidiano Libero, si parla sempre della gazzarra di Capodanno. Oggi Libero è assolutamente da acquistare. L'editoriale di Daniele Capezzone spiega la strategia del negazionismo. C'è chi non vuole vedere 20 anni di terrore islamico. Eccole qui le Torri Gemelle. Tutto è partito da lì, e qualche pizzaiolo la fotografia delle Torri Gemelle ce l'ha lì, non vi dirò mai quale, ce l'ha lì, ma guarda, e come mai c'hai la foto delle Torri Gemelle? Viene da chiedergli, non glielo chiedo perché poi non so cosa mi mette nella pizza. Dagli insulti di Milano contro le forze dell'ordine all'agente indagato a Rimini, cosa dobbiamo aspettare per iniziare a collegare l'immigrazione illegale alle rivolte sempre più frequenti nelle nostre città? Impariamo da Trump, e io aggiungerei impariamo da Matteo Salvini. Che ne pensate? 340 6709 659, commentate con i vostri WhatsApp, perché io tra 10 minuti ricomincio a leggerli. Attenzione, c'è l'intervista a Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, ma prima la notizia che non vi aspettate. E io qua mi voglio alzare in piedi, ragazzi, perché sono stato cattivo. Cosa c'è? Guardi la panza, c'è un po'. Sono vestito da prete oggi, Signore sia con buongiorno. Mi risiedo, d'accordo. Sono stato cattivo con Tony F, e invece, guardate qua, chiedo scusa, mi metto in ginocchio, ma non ci sono ceci, li ho fatti tutti insieme alle lenticchie. Tony F dà l'incasso alla Croce Rossa Italiana. Tony F devolverà l'incasso del suo concerto di Capodanno, quello che costava 10 euro, alla Croce Rossa. Tolte le spese per IVA e SIAE, non so, magari per comprare anche qualche pistola, il ricavato della vendita dei biglietti verrà devoluto alla Croce Rossa per sostenere progetti educativi per i giovani. In tutta la provincia di Roma, infatti, la Croce Rossa si rivolge a bambini e ragazzi nei luoghi da questi frequentati, scuole, piazze, zone di movida, locali, discoteche, per affrontare diversi temi, quali ad esempio primo soccorso e manovre salvavita, prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, diffusione dei principi del diritto internazionale umanitario e di una cultura della non violenza e di pace. Non violenza e di pace! Vabbè, qualche versettino delle canzoni di Tony F dicono qualcos'altro, però prevenzione e contrasto alle dipendenze, promozione della donazione del sangue. Tony F è come Salvini, signori. L'evento, lo ricorderete, era nato dopo la cancellazione del suo live al Capodanno del Comune di Roma, a seguito delle polemiche sui testi delle sue canzoni e delle accuse di censura. Tony F aveva deciso di affittare il Pala Euro per organizzare un Capodanno alternativo, che in poche ore ha fatto il tutto esaurito. Costava solo 10 euro e noi pensavamo, se li beccasse lui. Tony F dà l'incasso alla Croce Rossa Italiana, e qui chiaramente ci mettiamo in ginocchio, chiediamo scusa a Tony F, abbiamo pensato male di lui. Andrà a Sanremo con una bellissima canzone, Cuore e Amore, e come si dice, dammi una mano, qualcosa del genere, però rimangono questi testi un po' strani di alcune sue canzoni, ma magari siamo noi che abbiamo
sbagliato. Anche il Circolo Mario Miele aveva scritto delle cose che poi noi abbiamo interpretato malamente, capito? Siamo noi che capiamo male. Bravo Tony F. Cosa mi tocca dire? Gabriele Albertini, meno male. Sì, siamo sempre sul quotidiano Libero, pagina 5. L'odio antipolizia dei giovani immigrati legittimato da sinistra. Ve l'ho detto, Albertini, che noi scherzavamo, la chiamavamo Albertina ai tempi, ma solo perché la Lega aveva perso il suo candidato, è sempre stato gentile e carino, e invece adesso ci va giù pesante in questa intervista e ci piace, e come se ci piace Albertini. L'ex sindaco di Milano dice: non ho mai vietato il concerto di Capodanno perché la libertà di riunirsi è un valore, gli insulti all'Italia non bastano gli assistenti sociali, e sulle comunali del 27 il tema sicurezza sarà decisivo. Scandalo, è stato persino negato l'Ambrogino al poliziotto accoltellato in stazione. C'è un brutto clima. Cambiamento. Nei nostri primi 2 anni di mandato riducemmo i reati del 34% grazie a vigili, punti luce e telecamere. E io aggiungo anche esercito, che la sinistra gnignera. Criminalità. Non ho un solo amico che non sia stato vittima di un reato. Ti rapinano pure di giorno per strada. Ragazzi, la racconta giusta Gabriele Albertini quest'oggi sul quotidiano Libero, in una intervista a tutto tondo che parla soprattutto di questi ragazzi senza valori, senza educazione, che si divertono a dileggiare l'Italia e le forze dell'ordine, legittimati dal clima antipolizia cui la sinistra ieri come oggi fa da sponda, favorendo un certo ribellismo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Perturbazione atlantica sul nostro paese, con conseguenze soprattutto al centro-nord. In mattinata cieli molto nuvolosi o coperti sulla maggior parte delle nostre regioni centro-settentrionali, con rischio anche di precipitazioni, soprattutto sulle coste del Triveneto, sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali tirreniche. Sole dominante invece al sud. Nel pomeriggio maltempo sulla Romagna, su quasi tutto il centro e fin sulla Campania, con piogge diffuse e neve dai 1400 metri. Tempo in genere asciutto altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, cari ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, in questo periodo uno dei prodotti più richiesti che abbiamo è la nostra soluzione alla bava di lumaca, il nostro integratore alimentare Bronco Free. Bronco Free non è un prodotto industriale, non contiene il lattosio, il glutine, il saccarosio, gli OGM e i coloranti. Ma che cos'è Bronco Free? Bronco Free è un integratore alimentare che serve per calmare la tosse grassa, la tosse secca, fluidificare il catarro per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, della verbena, dell'altea, del papavero fanno di Bronco Free un prodotto straordinario. Ricordo, ve lo dico subito per evitare problemi, che non è un prodotto industriale, quindi non è che uno ce l'ha dando un calcio alla siepe, ok? Escono fuori già fatti. Nel Bronco Free la presenza importante della bava di lumaca, del mucopolisaccaride e tutti i suoi principi attivi, che ormai si sa da anni le proprietà straordinarie del mucopolisaccaride. I principi attivi servono per calmare la tosse, ma in modo particolare per fluidificare il catarro e facilitare l'espettorazione. Si prende prima di coricarsi o al bisogno. Lo possono prendere tutti, ricordo è un prodotto naturale, un successo che ormai noi abbiamo testimoniato da 18 anni.
Però state attenti bene all'offerta, questo è il momento per ordinarlo. 3 flaconi di Bronco Free a casa vostra, il trasporto non lo pagate, dicendo io ascolto Radio Libertà, 59 euro. 59 euro. E se chiamate adesso lo 030 68 40 408 con i 3 flaconi di Bronco Free, un bellissimo e utilissimo regalo per voi. Quindi chiamate adesso subito 030 68 40 408 oppure visitate lecatier.it. Ciao! Allora, veramente qui c'è un'atmosfera stupenda e non posso che ringraziare questo musicista, si chiama Al Ventura. Quelli di Guarda, ve li ricordate i Rogers, roba anni 70, organo Hammond dal 67 al 1972, Al Ventura con questa nuova canzone invece intitolata Dolci attimi, Al Ventura dei Rogers, ma il testo è di Gianfranco Mulas, che salutiamo e ringraziamo. Il buongiorno si sente dal Varin, siamo alle 8:37 minuti primi e lo sapete, siamo ancora sotto l'influenza natalizia, arrivano i regali, ma soprattutto passano i neosegretari della Lega. Fatemelo salutare, Marco Grimoldi da Rescaldina, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, è un piacere essere qua con Sammy, Ma lo grazie. vedo molto in forma. Ma certo, è in forma e allerta, ma soprattutto
vedo qua che ci hai portato un omaggio, oltre a quelli mangerecci che ci sono di là, e i nostri registi sono già con la lingua fuori. Grazie. Prego, non c'è di che. Questo l'hai chiesto te in diretta. Mi manderai a quel paese che dovrò correre via di corsa, però sono dei gadget che tu hai chiesto in una mitica trasmissione. Hai detto: spero che il Grimoldi non lo senta, altrimenti me lo prepara. Allora, io ho dei problemi veramente, perché dico le cose e non mi ricordo poi che cosa ho detto, quindi sto tremando perché che cavolo di gadget posso aver richiesto a Marco Grimoldi, che è proprio l'uomo dei gadget, quello che si è inventato i gadget che avete comprato come non mai a Pontida la scorsa estate, quei portachiavi in legnetto bruciacchiato, anche quelli con l'effigie di Sammy Varin, porco cane, sono andati a ruba. Mi sto ancora chiedendo come sia possibile. Sì, attenzione anche con la firma, perché lì a Pontida li acquistavano a X un'offerta, dopodiché andavano a venderli perché non ce n'erano più. Li rivendevano al mercato nero, anzi verde, e con la firma di Sammy Varin, ma anche degli altri storici leghisti, chiaramente valevano di più. Grazie naturalmente a chi se l'è portato a casa, e ancora a chi ce lo richiede. Richiedetelo, tanto non ne abbiamo più, prima o poi li rifacciamo. Grazie soprattutto al Marco Grimoldi. Grazie a tutti coloro che ci hanno dato la piccola offerta. Anche grande, Vabbè, mica solo certo, piccolo. ci mancherebbe. Andate avanti a dare le vostre offerte, mi raccomando, sul sito radiolibertà.net e anche attraverso conto corrente postale 37671294. Intanto però io mi rituffo nei quotidiani, nei vostri WhatsApp. Il Marco Grimoldi chiaramente lo teniamo in caldo, perché poi apro in diretta il gadget che ci ha portato e che potrebbe valere anche come un qualcosa di introvabile per qualcuno di voi, perché so che siete a caccia di roba introvabile. Intanto però qualche WhatsApp. Gio da Venezia ci scrive: l'Avvenire piange i 1200 annegati nel Mediterraneo, ma non si chiede chi siano i responsabili, perché ha dimenticato il mea culpa, mea maxima culpa. È facile fare i soliti sermoni del pensiero unico. E ancora: sarò pessimista, ma non credo che la Meloni abbia molta libertà di trattativa sul caso della signorina Sala. Prima deve chiedere il permesso al semifreddo Biden e poi agire secondo gli ordini ricevuti. Ancora WhatsApp al 340 6709 659, ce n'è uno vocale sul cursore, sentiamo che cosa dice. Sono Walter. Io vorrei che le persone si informassero sull'attentato fatto a Fiumicino, che costò mi sembra 34 morti, in risposta all'arresto di 5 terroristi a Ostia che stavano progettando, erano quasi in fase esecutiva, dell'abbattimento dell'aereo di Golda Meir. Quando a questi gli fai un dispetto, e questi poi te la fanno pagare. Così, informatevi. Ciao Walter. Grazie Walter. E ancora, ma quando avremo un nostro governo e un ministro dell'interno di destra cambierà tutto. Ma caro Maurizio, non c'è bisogno di averlo di destra, basta avere Matteo Salvini. Buongiorno, non so chi sia quella lì che si chiama Morani, ma una cosa penso di saperla. E Ambrogio, non diciamo che cosa ti è venuto in testa. C'è un po' di accanimento verso Alessia Morani del PD, che avrebbe pronunciato alcune parole paragonando ciò che hanno dichiarato i figli del barcone, canticchiando Italia merda l'altra sera per festeggiare, a quello che diceva la Lega un po' di anni fa quando parlava di secessione con Umberto Bossi. Diciamo che non è piaciuto questo paragone e chiaramente vi invito a commentarlo al 340 6709 659. A casa loro basta, ci scrive Paolo. Sulla Morani ieri sera è tutto vero, ha attaccato Bossi e Salvini. Ancora, buongiorno Sammy, buona Padania. La similitudine tra il tricolore nel cesso dell'immenso Bossi e gli insulti anti-italiani dei Maranza è che la Padania mantiene sia la cloaca italica sia i subumani Maranza di Piazza Duomo. Non c'è niente da indagare a Milano, smentite le belle parole del Colle, porti chiusi, stop, scrive Silvio da Torino. E poi un ultimo messaggio audio, lo sentiamo sul cursore.
Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo anch'io dire la mia sulla Morani ieri sera, Eh. ma è veramente scandaloso, ma qui Bossi deve e anche Salvini dovrebbero querelarla, perché, lei ha paragonato a quei delinquenti che poi li chiamano sia lei che li Sansonetti come teppistelli che danno fuoco, lì a Milano, che, dicono delle vaffanculo all'Italia, alla forze dell'ordine, eccetera, e lei si permette di paragonare questi qua, che sono dei delinquenti, alla Lega di Salvini, all'epoca di Bossi, che, insomma denigrava la bandiera d'Italia. Ma, lì la Tovaglieri, io mi fermo a guardare quella trasmissione solo quando, ma la Tovaglieri è bravissima, mi piace tantissimo. E poi c'era Sallustri, Giovanni Sallustri, che è riuscito solo a dire: "Ma un discorso nel dibattito politico, ma questi hanno fatto, bruciato, devastato, Milano, ma che paragone fa?" No, ma scusate, io a questo punto sono in proprio arrabbiata, perché devo pagare lo stipendio a questi qua che Grazie, chiarissimo. E se avete qualcosa da aggiungere, 340-6709-659, poi chiederemo un parere anche al segretario della Lega di Rescaldina che abbiamo con noi, Marco Grimoldi. È chiaro che ai tempi ci hanno fatto un culo quadro, perché noi dicevamo Italia merda per lanciare chiaramente una ribellione democratica che si chiamava secessione. Sono venuti in Bellerio a controllare, a fare violenze abbastanza potenti, i militari delle forze dell'ordine mandati da un certo presidente della Repubblica. Però sono idee, noi non ce l'abbiamo mai avuto con la polizia e non abbiamo mai fatto violenza contro nessuno, e quello che abbiamo propagandato tanti anni fa era proprio un inno alla ribellione, perché in questo modo non si poteva andare avanti, ma una ribellione democratica, non certamente picchiando la polizia, e infatti dalla polizia le abbiamo prese. Ma tant'è, signori, torneremo sull'argomento, assolutamente sì. Prima però mi rituffo di nuovo sul Corriere della Sera, tanto per dirvi che che pagina siamo? Eccola qua, 10, si ritorna a parlare, per fortuna, perché è un argomento importante, di sanità, con l'intervista al ministro Schillaci. Priorità sulle liste d'attesa. Ora le regioni devono fare di più. Il ministro dice: le regioni utilizzino al meglio le risorse a disposizione. Il PD attacca dicendo flop del governo. Margherita De Bacche intervista al governatore del Lazio Rocca. Bene il Colle, accorciare i tempi con 14.000 assunzioni e per un'unica centrale per le prenotazioni. Margherita De Bacche fa la prima domanda: Presidente Rocca, è vero che le regioni non utilizzano i fondi stanziati per il taglio delle liste di attesa, come afferma il ministro Schillaci? Lui risponde: noi li utilizzeremo entro quest'anno. Insomma, allora è vero, scrive la giornalista del Corriere. Nel caso del Lazio però è una scelta vera e propria. Abbiamo deciso di dare la priorità a 2 operazioni, senza le quali tamponare l'emergenza significherebbe ritrovarsi nelle stesse condizioni tra qualche tempo, bla 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 bla. Compratevi il quotidiano Il Corriere, che prosegue anche quest'oggi un'interessante indagine sulla sanità pubblica, e soprattutto ha delle proposte con Giuseppe Remuzzi. Sanità pubblica, come salvarla? Medici di famiglia, prevenzione, case di comunità, così si possono svuotare i pronto soccorso. I 40 miliardi che occorrono? Basterebbe eliminare gli sprechi. Così il Corriere della Sera, oggi decisamente interessante. Vado, dove vado? Vado sul quotidiano Il Giornale, signori, sul quotidiano Il Giornale, a pagina 6, il nodo immigrazione, perché funziona la linea dura
contro i clandestini, sbarchi calati del 58%, dati inequivocabili. Il Viminale, l'ultimo triennio in diminuzione, Piantedosi, strategia seguita in Europa, scesi gli arrivi della Tunisia, meno 80%, il Telegraph, Meloni ne ha fermati 200.000 e si abbassa pure il dato sui minori. Dall'altra parte però c'è il focus di Bianca Leonardi che dice magistratura militante, le toghe rosse aiutano i migranti climatici, 6 sentenze su 10 contro il decreto Cutro. Il caso di un bengalese che ha ottenuto il permesso per l'alluvione di 8 anni prima, via libera pure senza catastrofi. La Cassazione nel 2020 ha concesso il soggiorno a un immigrato che aveva lasciato il suo paese perché davanti casa aveva un allevamento di gamberi. Tacciamo di infinite cose, attenzione, attenzione, sì, sto per partire con il Qui Parlamento, certo, ma ancora 2 minuti perché vado a fare un giro sul quotidiano dove sono, QN, certo, e allora, signori, importante, prima di tutto vado nella prima pagina che non vi avevo ancora letto perché in centropagina c'è la mamma della Cecilia Sala, aspetto Cecilia, siamo soldati, vertice di emergenza, governo in pressing, l'Iran liberi Sala, la madre della giornalista, spero che il carcere non la segni. All'interno del quotidiano nazionale Il Resto del Carlino si parla però anche del centro in cerca di federatori. Cattolici e riformisti si muovono, cattolici e riformisti, e io penso ancora alla concomitanza di prime pagine similari con un certo Avvenire e un altro giornale di sinistra. Ma Sammy Varin, sei tarato, devi andare dallo psicologo del PD. Orsina, la Schlein guidi la coalizione. Il 18 gennaio si svolgeranno 2 eventi separati ma in contemporanea, promossi da Del Rio e Ceccanti. Guest star l'ex premier Paolo Gentiloni e l'ex manager Ruffini con il placet di Prodi. Ma la prossima sfida saranno le regionali 2025, sempre che ci siano. 6 governatori e 1000 intrighi, con la tentazione di far slittare tutto. Sul tavolo l'ipotesi di portare tutte le amministrative al 2026 per avere più tempo per i candidati. Il nodo terzo mandato, bloccare De Luca, stopperebbe anche Zaia, che Salvini si ritroverebbe contro. Il referendum, la chiamata alle urne sui quesiti di autonomia e Jobat potrebbe scombinare i piani del governo, signori. Questo ed altro, se volete, quest'oggi sul quotidiano nazionale. E qui ci fermiamo perché c'è il Qui Parlamento, ma tranquilli, 10 minuti e si torna in onda anche con le vostre telefonate. A tra poco. Insomma, Qui Parlamento. Ovviamente la Lega voterà a favore della legge di bilancio, per cui ringraziamo il ministro Giorgetti per lo straordinario lavoro e tutto il governo. Ma prima di parlare di questo, mi permetta di mandare a nome del gruppo della Lega un fortissimo e caloroso abbraccio al segretario federale Matteo Salvini, che è stato assolto stasera con formula piena nel processo di Palermo Open Arms. Circostanza questa che conferma quello che la Lega dice da anni, cioè che eravamo di fronte a un processo politico, perché le parti politiche che hanno piegato le prerogative parlamentari a un uso politico della giustizia hanno mandato a processo Matteo Salvini per fatti che sono crollati alla prova di un processo vero. Non è stata processata una condotta, è stata processata una linea politica. Quella di questa sera è una bella pagina per la Repubblica, per la democrazia, ma resta la pessima, onta e brutta pagina dell'uso politico della giustizia che è stato fatto dalla sinistra e dalle opposizioni attuali. Venendo alla legge di bilancio,
Questo è il primo anno in cui entreranno in vigore le nuove regole del patto di stabilità, su cui il governo certo ha potuto contrattare condizioni migliori, ma che vanno applicate, e le stiamo applicando nel modo migliore. Abbiamo visto la riduzione del rapporto deficit-PIL dal 7,2 di 2 anni fa al 3,8 di quest'anno, arriveremo al 3,3 nel 25, perfettamente in linea con quelli che sono le prescrizioni, gli adempimenti che ci chiede l'Europa. E lo dobbiamo fare tra l'altro con delle difficoltà, perché in questa legge di bilancio noi potremmo spendere 30 miliardi per fare delle politiche a sostegno di famiglie, imprese e lavoratori e dovremmo spenderne 38 per pagare i debiti del super bonus 110% che qualcuno ci ha lasciato in eredità. Una politica fallimentare tanto per gli effetti sui territori, ma soprattutto fallimentare per i bilanci dello Stato. E questa cosa è ancora più importante ricordarla, il fatto che ci apprestiamo ad approvare una manovra che la Commissione europea non potrà che approvare, se pensiamo alle condizioni in cui è nato questo governo. Quando è nato questo governo si diceva che le destre al potere in Italia avrebbero fatto diventare l'Italia la Calimero d'Europa, saremmo stati isolati, non ci avrebbero approvato i bilanci, ci avrebbero bloccato i soldi del PNRR. Questa sera nel Parlamento italiano noi approviamo la legge di bilancio. Se andiamo a vedere cosa succede nei parlamenti di altri paesi europei, i nostri alleati, abbiamo un quadro un po' diverso. Se andiamo a vedere cosa sta succedendo in Francia, la Francia non approverà la legge di bilancio, andrà in esercizio provvisorio per la crisi politica innestata da Macron con le elezioni anticipate. Se noi andiamo a vedere cosa succede nel Parlamento tedesco, e anzi mandiamo un abbraccio al popolo tedesco per il vile attentato di questa sera in cui hanno perso la vita 11 persone, se guardiamo cosa è successo e cosa sta succedendo nel Parlamento tedesco, non si approverà la legge di bilancio e si andrà in esercizio provvisorio perché la maggioranza rosso-verde è andata in crisi. Se guardiamo cosa succede a Madrid, il Parlamento spagnolo non approverà la legge di bilancio, e questo bisogna spiegare il perché, però, perché è interessante. Perché gli alleati di Sánchez, il socialista Sánchez, i partiti autonomisti catalani, stanno bloccando l'approvazione del bilancio su 2 punti. Uno, chiedono il trasferimento delle competenze esclusive in materia di immigrazione alla Catalogna per impedire l'immigrazione a chi non parla catalano. E punto secondo, chiedono che il catalano diventi lingua ufficiale dell'Unione Europea, con buona pace di chi pensa che l'autonomia spacchi l'Italia, dando la protezione civile alle regioni e trasferendo l'organizzazione scolastica. Scusi onorevole Tucci, mi scusi, non è consentito il contrappunto. Si vada a sedere se vuole, se no esce. Grazie Presidente. Prego. Il centrodestra si dimostra quindi un fattore di stabilità fondamentale per il Paese, com'è da 30 anni. Il centrodestra, nelle sue differenze, nei suoi posizionamenti politici storici diversi, è comunque la garanzia di buon governo nei comuni, nelle province, nelle regioni e nello Stato centrale da 30 anni. E lo stiamo dimostrando una volta di più, con buona pace di chi ci critica. Ma non dobbiamo certamente gioire della crisi degli altri paesi, anche perché dal punto di vista industriale, ad esempio, il rallentamento della Germania rischia di avere degli effetti anche sulla nostra economia. E allora dobbiamo chiederci, a parte le responsabilità politiche di chi governa, da cosa siano date queste crisi. Ebbene, la lettura che diamo noi è abbastanza semplice. La crisi di questi paesi non nasce anche qui dall'avanzata delle destre e dalla crescita dei populismi, nasce dalla cieca obbedienza a quelle politiche anti-industriali europee della Commissione von der Leyen che la Lega ha criticato nella passata legislatura europea e in questa. Quando, visto che c'è stato detto in questi giorni che la Lega è contro l'Italia perché non ha votato la Commissione, noi vi diciamo una cosa molto semplice. La Lega non ha votato contro l'Italia. La Lega ha votato a difesa degli operai, degli agricoltori, degli imprenditori, di tutti quelli che stanno perdendo il lavoro per colpa delle multe sulla CO2, per colpa del Green Deal che impedisce la produzione dell'auto endotermica nel 2035, per colpa delle multe alle aziende automobilistiche che stanno bloccando la produzione. A quello la Lega ha votato contro e siamo purtroppo, guardando i fatti, consapevoli di essere stati sempre dalla parte giusta su questo tema. In Italia poi sono Qui Parlamento.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Dolcissima questa canzone, è nata quasi per caso. Christmas is Here di Miriana, assolutamente sconosciuta. Sapete che l'ho cercata in giro, ma non ho assolutamente notizie su questa Miriana. Tutto è nato con un nonno e un nipotino di 10 anni che si sono inventati questo incredibile motivetto natalizio che non potevamo rimandare al prossimo anno, troppo carino, uscito proprio in queste settimane. Lo trovate sugli store digitali, naturalmente su YouTube. Christmas is Here di Miriana, con il buongiorno rinnovato da parte di Sammy Varin, con noi anche il neosegretario della Lega di Rescaldina, Marco Grimoldi. Saluto tutti. Che ci ha portato, oltre alle brioche che stanno andando a ruba, ragazzi, cioè, come se non avessimo mangiato. Aspetta, ti pulisco, dai. Mi sono sporcato tutto quanto, ma va bene. Questo che sto per aprire sarebbe un gadget per Radio Libertà che io ho richiesto tempo fa, ma non mi ricordo che cosa avevo richiesto. Sapete che io dico tante cose
insulse, devo averne detta una grossa e Marco Grimaldi grossa. mi ha preso in parola. Non oso pensare cosa sia. Cominciate ad accendere il televisore perché tra poco apro il pacchetto, oppure andate sul sito radiolibertà.net perché ve lo apro in diretta. Intanto però il quotidiano Il Tempo di Roma, e all'interno c'è il terribile, perché fa veramente paura questa doppia pagina: la minaccia islamica, il ritorno dell'ISIS, e quindi naturalmente l'ordine arrivato su Telegram prima di Capodanno: i crociati sono tra voi, è ora di sfoderare le spade. E sale l'allarme in Italia. Roma blindata, allerta, giubileo. La resurrezione del gruppo terroristico tra lupi solitari e cellule organizzate, ma è un ritorno che non sorprende. E soprattutto, ragazzi miei, non dobbiamo sottovalutare questi maranza figli del barcone che urlano contro l'Italia e contro la polizia a Milano, in Piazza Duomo. Siamo sul quotidiano Il Tempo. Curiosa la pubblicità del quotidiano Il Tempo con un certo Andreotti e la scritta: il tempo, scritto maiuscolo, logora chi non ce l'ha. Famosa frase dello statista, ma chissà se gli hanno chiesto il permesso. È una domandina che mi viene, no? Andiamo su Repubblica, certo, perché su gran parte dei quotidiani anche oggi si parla del gas. Su Repubblica, pagina 10, il gas torna a correre, l'allarme riserve nell'Unione Europea, rincari da 300 euro per le famiglie. Dopo l'addio al metano russo via Ucraina, le quotazioni sfiorano i 50 euro al megawattora sul mercato di Amsterdam, più 1,7%, ma Bruxelles rassicura anche l'esperto Regina di Confindustria. L'Unione ha pensato alla disponibilità, non al costo. Per gli esperti sarà l'inverno più caro di sempre, ma evitiamo di fare scelte affrettate, rassicura un corno. Anche il prezzo dell'elettricità schizza, aumenta il gap con le imprese europee. Naturalmente non si dice che loro hanno l'energia nucleare. E allora, certo, un altro esperto, in questo caso proprio di energia, il presidente di chi si occupa di dare un'occhiata a tutti questi aumenti, l'ARERA, l'autorità di regolazione per l'energia, reti, ambiente, Besseghini, nell'intervista pagina 11 su Repubblica, rialzi inevitabili, ma non torneremo al 2022. Insistiamo sulle rinnovabili. L'intervista di Rosaria D'Amato. Insistiamo sulle rinnovabili. Andiamo sul quotidiano La Stampa. La Stampa intervista Ellis Line, per chi è interessato. Teheran calpesta i diritti dell'Italia, questo governo ha esaurito la spinta. La segretaria del PD: vogliamo essere informati sulle iniziative assunte per liberare la reporter. A destra aumentano le divisioni, nel 2025 noi costruiremo un progetto alternativo per il paese, sappiatelo. Il centrodestra naviga a vista, senza rotta, dopo le regionali, dispetti e più contraddizioni. Così il governo. Sulla sicurezza, la propaganda securitaria e sui migranti serve solo a nascondere le difficoltà in economia. Le alleanze, il PD propone un percorso chiaro su temi concreti, dobbiamo farci trovare pronti. Sull'autonomia, l'esecutivo dovrebbe abrogare la legge, se non lo farà porteremo gli italiani a votare il referendum. Infine sul post alluvione, in Emilia Romagna, meglio Curcio che un altro militare, ora cambio di passo e regione più coinvolta. Ma allora è vero che vogliono l'autonomia. Siamo sempre sul quotidiano La Stampa, lite sul terzo mandato, Fazzolari gela Fedriga, impugneremo la legge. Fratelli d'Italia, insomma, sembrerebbe interessata a stoppare la Lega. Dopo la mossa di De Luca, in ballo c'è anche Zaia, il sottosegretario della Presidenza del Consiglio dice avanti contro la norma Campana. Questo è il retroscena, ricordiamolo, di Alessandro Di Matteo oggi sulla Stampa. Come Marcello Sorgi spiega, si tratta di una battaglia
per arginare i governatori, ma soprattutto il governatore che si chiama Zaia di cognome. Sul quotidiano La Stampa, ma quasi a difesa di questi Maranza, insulti in piazza a Italia e forze dell'ordine. La Lega all'attacco, interviene il Viminale. Polemica per i video social del Capodanno milanese, il Carroccio si rifletta sullo ius soli e naturalmente la polemica arrivata ieri da alcune dichiarazioni di esponenti del PD su Rete 4, l'accoglienza in frantumi, scrive a pagina 14 il quotidiano La Stampa. Secondo i dati del Viminale solo 38.000 richiedenti asilo su 134.000 sono inseriti in progetti di integrazione. Vedi, è per quello che poi dicono fanculo Italia, no? L'allarme degli operatori del settore, il governo punta su grandi centri dove non si insegna neanche l'italiano. Così il quotidiano La Stampa, a proposito di Maranza, vado sulla Verità ed eccolo qua. Capodanno Maranza, uno stupro a Milano, Fratelli d'Italia invoca più poteri alle forze dell'ordine. Il capogruppo Bignami, valutiamo di modificare la legge. Indagini in corso sugli insulti islamici all'Italia in piazza Duomo. L'accoltellato dall'egiziano a Rimini, parla lui, dice nessuna rapina, voleva uccidermi. Questo ed altro sul quotidiano La Verità, che poi ci dà anche una buona notizia: finalmente niente epigrafi o foto, ma a Milano le ceneri di cani e gatti saranno sepolte insieme ai loro padroni. E ci fermiamo qui, mi raccomando, cani e gatti, perché c'è gente poi che c'ha anche altri animali e non è che ci mettiamo tutto lo zoo adesso intorno alla tomba. Libero, il titolo potente, Milano violentata, all'interno la gazzarra di Capodanno, la Milano violentata, il Viminale ha identificato più di 100 persone presenti in piazza Duomo, le immagini dei migranti che offendono l'Italia rilanciate anche da Musk, setacciate dalla polizia. Presto i primi provvedimenti, la Lega riflettere sullo ius soli e una ragazza denuncia: io stuprata da un nordafricano. Ricordiamolo, a Roma anche l'Arcigay ha denunciato perché una coppia gay è stata massacrata. Qui ci fermiamo e non posso non chiaramente aprire le linee allo 0292947222 per chi ci ascolta in diretta come minimo, ma visto che abbiamo qua il neo segretario della Lega di Rescaldina, chiedo anche a lui un commento sulle notizie di quest'oggi. Qual è quella che più ti ha fatto pensare e magari pure incavolare? Beh, ci sono tante cose che fanno pensare nella tua rassegna stampa, soprattutto quello che è successo a Milano, e non metterei anche quello che è successo a Abbiategrasso. A Abbiategrasso sono stati lanciati dei razzi contro i vigili del fuoco e la polizia municipale. Sì, ho visto un servizio. Insomma, l'integrazione va bene, ma questi si vogliono integrare. Cioè, è questo quello che mi lascia tanto perplesso, e soprattutto la gente di sinistra, che sono tutti bravi, belli, buoni e tutto, ma poi questa gente qua, cioè, che cosa ne fai, visto che non hanno rispetto per le forze dell'ordine? Non hanno rispetto per niente, ragazzi. Cioè, io ti dico, può darsi che sono stato cresciuto in una determinata maniera, ma se mia mamma mi vedeva su al Duomo che insultavo, mandavo, appena tornavo a casa mi tirava 2 schiaffoni. Cioè, anche qua sono tante le cose. Abbiamo parlato, io mi ricordo, a Pontida con le forze dell'ordine, con i poliziotto, quando c'erano stati i casini giù a Roma, che avevano preso il palo contro un povero poliziotto, ma alla fine i poveri poliziotti sono quando vengono uccisi, non si possono far niente, e a questo punto dove andiamo a finire? Cioè, torno a ripetere, se a me dovesse fermarmi un poliziotto, un carabiniere, mi chiede i documenti, ecco, prego, grazie, buongiorno, finisce lì, ma non andrei mai di mia iniziativa a insultare un poliziotto, perché sta facendo un lavoro, sta guardando la sicurezza di tutti noi. Poi se vogliamo legittimare tutte queste cose qua,
Sì, Ragazzi, c'è la giungla. E delegittimiamo qualunque legge, infatti c'è una voglia di non rispettare le leggi, soprattutto quelle nuove e portate avanti dalla Lega, dal centrodestra sul codice della strada, e pensate quando arriverà il nuovo decreto sicurezza che prevede anche l'espulsione o comunque li tolgono la cittadinanza italiana a quelli che non hanno rispetto per le nostre leggi. Mamma mia! WhatsApp al 340-6709-659, ma le linee sono libere in questo momento. Chi vuole entrare in onda in questo momento può chiamare 0292947222. Sentiamo chi abbiamo in onda. Pronto? Sì, buongiorno Sammy, Daniel da Iseo. Ciao. Ciao Daniel. Ciao, volevo fare un augurio di buon anno a tutti voi, grazie ovviamente per tutti i vostri servizi che fate ogni giorno, che sono veramente formidabili. Grazie Daniel, grazie, gentilissimo, auguri a te. Io approfitto per salutare tutti gli amici che ascoltano Radio Libertà, perché sanno di trovare un prodotto radiofonico che dalle altre parti nessuno osa fare, o nel bene o nel male. 0292947222. Gino ci scrive: Cecilia, errore madornale del ministro degli esteri dopo l'arresto dello spione trafficante di droni, non doveva permettere a nessuno di recarsi in Iran e la Scala è partita 3 giorni dopo. Leggerezza anche da parte di lei, scrive Gino. Insultare l'Italia da parte dei Maranza non può essere contrabbandato per un atto politico paragonabile all'ideale leghista, vista la totale ignoranza dei soggetti, ma resta solo un reato contro lo Stato e va punito, e vista l'assoluta mancanza di integrazione vanno espulsi e rispediti al loro paese. Mario da Genova: vorrei ricordare alla Morani & Company quando il PCI affiancava la bandiera rossa con falce e martello a quella italiana con la scritta "ora ti affianco, poi ti sostituirò". Comunque, se Salvini è il loro nemico numero 1, significa che siamo sulla strada giusta. Buon anno a tutti. Buongiorno, mi dispiace, ma da oggi, ma questo me lo scrivo ogni giorno, non ti ascolterò più, Sammy, sei solo un provocatore. Quanto mi manca la rassegna stampa di Cainarca, era secondo me la migliore di tutte, è vero. Non riesco a capire a cosa serva il tuo programma, caro Michele. Io ti ringrazio, me lo scrivi ogni giorno, ma mi fa piacere, perché vuol dire che ogni giorno scrivi che non mi sentirai, ma ancora mi ascolti. E quindi mi ama, odi et amo, mi sento un po' la lesbia del Catullo. Chi c'è in linea? Pronto? Buongiorno a tutti e due, signor Grimoldi e signor Sammy. Lisetta. Ciao. Allora, carissimi ascoltatori, avete sentito e avete visto l'ultima scena dell'ultimo dell'anno degli arabi che abbiamo a Milano, e solo a Milano. Cosa hanno detto contro di noi e la polizia? Questi musulmani, tanto più noi della Padania, o per chi non lo sapesse, per l'Italia settentrionale. Allora, vogliamo l'autonomia, e lo dico 3 volte, autonomia, non dimenticatelo, e spero che qualcuno mi ascolti. Grazie da Lisetta. Grazie. È assurdo che questi stronzi clandestini Maranza insultino il nostro paese e le forze dell'ordine. Subito una legge per randellarli a dovere e mandarli via al loro paese nella giungla. Oh, attenzione che tra un quarto d'ora arriva il nostro direttore Giovanni Sallusti con il suo editoriale. Chissà che cosa dirà. Intanto chiamate 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Buongiorno Sammy, sono Aldo Bergamo, buongiorno a te e al tuo ospite. Buongiorno. La rassegna stampa, la tua e di Cainarca, sono 2 rassegne stampa diverse ma molto interessanti. Grazie. Ecco questo. Poi una cosa, una riflessione molto semplice: se l'Ucraina rifiuta il 1,2 miliardi di royalty che la Russia le dovrebbe dare per il gas, ma perché noi non smettiamo di dargli i soldi, visto che non ne hanno bisogno? Così almeno magari riaprono, noi abbiamo ancora il gas e spendiamo meno rispetto ad altre nazioni che hanno il nucleare. Ma sarebbe magari un bel deterrente, visto che tu rinunci 1,5 miliardi delle royalty, vuol dire che non hai bisogno di soldi, non ti mando più i miei, punto. E vediamo se riapre o non riapre.
Non lo so, magari è una stupidata, però potrebbe essere anche... È interessante, anche perché l'Ucraina l'energia nucleare ce l'ha. 0292947222. Ieri sulla nostra radio ho sentito gli ultimi sondaggi politici che così recitavano: Forza Italia 11,3 supera 5 Stelle al 10 e rotti, Lega 8,4. Se andiamo avanti così anche Bubì e Bubò, Fratoianni e l'altro, che sono al 6,7, ci supereranno. Ambrogio, ma non fidarti dei sondaggi, assolutamente no. Io, lo sai, sono assolutamente ottimista. Buongiorno, se non ci fosse stata la Lega a tirar fuori i guai dell'Italia, saremmo già andati in malora, scrive Mary. Pronto? Pronto? Uela. Ciao Sammy, buongiorno e buon anno anche all'ospite. Sì, grazie Allora, al ricambio. Vai. Allora, sta ragazzotta qui, questa qua, sta sala, ci ha messo in un bel casino. Lo sai che sarà molto, ma molto difficile uscirne fuori, perché abbiamo l'America da una parte, la sinistra dall'altra, l'opinione pubblica dall'altra, stanno in un casino. Un tuo parere su questo? E poi una cosa, in Maranza, alla sinistra fa comodo che c'è una parte di popolazione giovane incazzata per il piano della rivolta sociale, della lotta di classe, che la lotta di classe la fai con i settantenni della CGIL, e questi ci fanno comodo. Ci vuole una fetta di popolazione incazzata come Maranza, pronti ai disordini sociali per fare quel progetto che vuole Landini, rivoltare il paese come un guanto. Ciao. E questo è interessante, Sì, perché se ma pensiamo ai giovani sono tutti incazzati, da una parte i Maranza figli del barcone, dall'altra parte quelli dei centri sociali che picchiano i nostri poliziotti. Ma incazzati per che cosa? Cioè, io posso capire le ideologie vecchie, tra virgolette, del 68 e via dicendo, ma per che cosa? Al loro paese, se fanno queste cose qua, li prendono e mettono dentro in prigione. Cioè... Ma anche in altri paesi, europei semplicemente. Cosa vogliamo pretendere dalla sinistra? Sono più delinquenti loro di quelli di Capodanno, delinquenti politici, of course. Sono praticamente tutelati in tutti i modi, vedasi Sansonetti e company. Ieri sera il direttore Cerno aveva voglia di contrastare quel po' di zucconi di sinistra, ci scrive Joe. Buon anno, per celebrare il divieto di fumare all'aperto a meno di 1 decametro, intendo recarmi a Palazzo Marino, intercettare il caposala e fumare un bel sigaro Churchill. Ne conservo ancora qualcuno alla faccia sua. Magari la prossima volta che ti vengo a salutare in radio, che ne dici, caro Massimo? Assolutamente, il fumo del sigaro lo sopporto. Sarà che ne ha fumati tanti Bossi in studio di trasmissione che ormai mi sono assuefatto. Vorrei sapere se il divieto del fumo è solo applicabile alle sigarette classiche di tabacco oppure anche quelle elettroniche. Caro Gio di Torino, no, quelle elettroniche puoi fumare quanto ti pare. No, non è applicato a quelle elettroniche. C'è ancora qualcuno in linea? Pronto? Buongiorno. Pronto, Semi? Ciao. Sono Adele da Milano. Uè. Ciao Dele. Allora, innanzitutto buon anno a te, il tuo ospite. Invito tutti i leghisti, anche se non sono lombardi, di fare il loro dovere, di aiutare la radio. Io ti ascolto volentieri, non mi interessa Cainarca o non Cainarca, sei tu e per me sei solo tu quello valido che ascolto volentieri. E invito i nostri poliziotti a prendere le pompe dell'acqua e bagnarli come bagnavano i Novax. Mi raccomando, non usate le armi, ma questa gentalia qui va bagnata, così scappano. Perché noi possiamo più a Milano di vivere con questa gente qui, non ce la facciamo più. Tra il nostro sindaco che si scrolla alle spalle di tutto, ci proibisce la sigaretta, io non fumo, non me ne frega di chi fuma, però io dico una cosa, per l'aria a Milano, pulisci le strade, Sala, pulisci le strade che c'è la merda in giro a Milano. È pulito solo in centro. Grazie cara, sono proprio in giro queste cacchettine che camminano anche, però non fumano o fumano a 10 metri di distanza, quella è la cosa importante. 0292947222, siete in diretta senza filtro su Radio Libertà, provate per credere, fate il numero 0292947222 ed entrate subito in onda con me. Pronto?
Caduta la linea, allora il più veloce può di nuovo riprovarci, ma i coglioni nel senso politico, della sinistra, cosa hanno nella loro testa? E anche qui un'altra parolaccia: via subito i bastardi islamici, non ci servono. Poche parolacce, perché tanto di rispetto per chi ha un'altra religione, un po' meno per chi la usa come randello verso di noi. E ancora Franz da Udine: come mai di questa cosa nessuno si ricorda? Sanzioni Trump bloccano la costruzione del Nord Stream. A Provaglio di Iseo è stata uccisa una ragazza e risulta dal giornale che l'uccisore sia la vittima. Perché non dai tratti italiani? Allora lui è una vittima, si chiede Paolo da Brescia. Io vorrei vedere che facce fanno quelli che votano Forza Italia, così per vedere chi sono, che naso hanno, che orecchie hanno. Bellissima questa. Ne conosciamo anche qualcuno della Lega che è passato a Forza Italia, a cui vogliamo molto bene, assolutamente, e ci mancherebbe altro. Siamo in democrazia, ognuno vota quello che vuole. Poi pronto Sammy? Quella. Ciao, buongiorno Paolo da Marsala, ex Marsala, ritornato a Roma. Ciao, ciao Paolo. Senti, ti volevo dire una cosa: voi vi lamentate di Milano e ne avete ben donde, perché veramente commenti pochi da fare, proprio che vuoi dire. Però quello che voglio dire, Roma è una latrina a cielo aperto, dove non si può più girare in metropolitana, non si può prendere in autobus, borseggiatori, zingari, persone. Guardate, ragazzi, Roma è diventata io la mia Roma, che la conosco da quando sono nato e sono un vecchietto, voglio dire, veramente Sammy, basta, bisogna mandarli via, non c'è altra soluzione. Scusate lo sfogo, ma non ne potevo più. Ciao, hai Sammy. fatto benissimo, e ricordiamo che c'è un Matteo Salvini e una Lega che vuole inasprire le leggi. È chiaro che fa arrabbiare questa cosa, ma solo leggi, bisogna rispettare, ci obbligano, eccetera. Chi non ha rispetto per le nostre leggi non merita di stare nel nostro paese. Punto. E l'autonomia? Scrive questo ascoltatore o ascoltatrice, non ce la daranno mai, è inutile che continuiamo a cullarci nell'illusione. Chiaro che stiamo parlando di Milano e il sindaco di Roma è tutto contento, perché l'attenzione è soltanto sui Maranza di Milano, mentre a Roma non è successo niente. No, hanno menato 2 gay, chiamalo niente, dico, però meglio non parlarne. Buongiorno Sammy, ci tenevo a dire che questi squadristi islamici vanno fermati. Qui al nord sono fuori dalle nostre porte di casa e magari l'anno prossimo ci impediranno di festeggiare il Natale, ci scrive Daniel. Ancora WhatsApp, ce n'è uno audio sul cursore, sentiamo che dice. Ciao Sammy, Voilà. bella trasmissione, vai tranquillo. Grazie. Avrei una proposta, mandiamo la Salis in Iran a trattare per la sala, non si sa mai, Zitto di che, fortuna. Ciao. zitto che non ci va sicuramente, assolutamente, non ci va. Ciao Sammy, ma chi l'ha pagato quel sondaggio di prima che vede Forza Italia davanti ai 5 Stelle e la Liga all'8%? Noi italiani di vecchia data, all'età di quei Maranza di Capodanno, erano già parecchi anni che andavamo a lavorare. Questi probabilmente non hanno ancora provato a guadagnarsi da vivere, ma hanno sempre vissuto di assistenza. È vero, Gio, questo è vero, o forse non lo trovano il lavoro e si incazzano con noi, e che ce l'abbiamo, attenzione, un po' quello che succede da decenni nelle banlieue parisienne. Questi vorrebbero fare i rapper, vorrebbero guadagnare come gli occidentali, sono diventati loro stessi occidentali, francesi, ma hanno un astio verso chi gli ha dato una casa e gli dà un lavoro. Perché? Perché non è quello che vorrebbero, certo. E allora ci odiano. Ma guarda un po'. 9:25, c'è qualcuno in linea? Linee libere in questo momento. Io non ci credo, vuol dire che è saltato qualcosa. 02 9294 7222. Provate anche voi l'emozione di entrare in diretta. E qui naturalmente la diatriba, Sammy Cainarca, un bravo
giornalista, ma tu non sei da meno, io continuo a tifare per Matteo, bravo, e noi ci scherziamo, ma il Giulio Cainarca arriva tra poco, subito dopo le ore 10 con la sua auto da fè. La rassegna stampa Sammy Varin è semplicemente per renderla un po' più leggera, per cercare di essere un po' più ottimisti. Vorrei vederli protestare contro la polizia nei loro paesi, appunto. Lascia perdere. Quello che dicevamo. Io racconto una cosa, ho parlato con un poliziotto e diceva questo: quando li trasferiamo in aereo fanno su un casino, siamo lì, dobbiamo stare attenti, arrivano nei loro paesi, ce n'è lì uno solo, sono lì tutti in riga senza fare baccano, senza fare niente, quindi un perché ci sarà. Pronto? Sì, buongiorno Sammy e buongiorno anche a Grimoldi, sono il Walter. Ciao Walter. Bellissima la parola e l'immagine che ha appena trasmesso Grimoldi. Io inviterei tutti i nostri amici ascoltatori ad andare a vedere come si comportano i poliziotti indiani. Io sto cercando di mettere un'agenzia per mandare persone italiane ad allenarsi, perché hanno un bastone lungo circa 2 metri e quando c'è qualcosa che non va, quel bastone viaggia come se fosse un treno ad alta velocità, mazzate su mazzate. Allora, se queste persone che incitano la violenza e capiscono solo la violenza vengono affrontate con il dialogo, cari miei, c'è poco da fare. Qui c'è lo scorpione e la rana, qui è sicuro, ce l'ha raccontato qualche anno fa. E ancora oggi noi siamo qui a dire dobbiamo aiutarli, dobbiamo integrarli. Poi non vanno a lavorare, perché chi lo assume uno così? Io ho lavorato in aziende, ho seguito anche il personale, ma se mi presenta un 17enne o un 18enne così, col Kaiser che lo assumo. E questo è il discorso, punto. Grazie, I bastoni che abbiamo visto menare anche i seguaci di un certo Gandhi, che era contro la violenza, è trasmesso proprio nei giorni di Natale. Lui era in sciopero della fame, non mangiava e noi mangiavamo come porconi. 9:27, sto per andarmene, attenzione, sto per aprire, sto per eccolo qua. scappare. Signori, questo è il nuovo gadget dell'uomo dei gadget, Marco Grimoldi, quello che ha inventato gli ultimi gadget che vi siete... Pacchettino fatto dalla Paola, di conseguenza io scappo perché adesso mi corrono dietro. Ti bacio in fronte, attenzione, apro in diretta quello che potrebbe essere il nuovo gadget di Radio Libertà. Chiaramente siamo tutti curiosi. Insomma, non si apre, peccato, non si apre. Non si apre, non lo posso aprire. Io lo sfascio tutto. Sfascia? Perché proprio è graffettato, no? È incollato. Sì, per non guardare dentro. Perché c'erano controllo. Attenzione. Sto per aprire. Attenzione, mi alzo in piedi per farvi vedere cosa potrebbe. Per me è il profumo, la nuova versione del profumo Dur, la versione 2025. Dur. Attenzione, sto per tirar fuori qualcosa di sembra. Sono delle mutande, signori, le mutande. Ziki Man, attenzione, comincio a preoccuparmi molto. XXL è ottima come misura. Non è possibile. Le mutande con scritto libertà, signori, me le provo subito? No, non subito. No, dai, ma sono bellissime, ragazzi. Non è niente male, bella scelta. L'hai chiesto libertà nel senso di... Aspetta che mi sposto di qua, guardate. Ma poi... Che figurino che sei. No, poi insomma, io non sono un nordafricano, però insomma sono messo abbastanza bene. Libertà, e c'è il simbolo del... Grazie Marco Grimoldi, grazie alla tua dolce mogliettina, ma soprattutto grazie a voi che comincerete ora a prenotare queste mutande libertà, perché la libertà è una cosa molto importante e ogni tanto fare all'amore con una donna consenziente è la cosa più bella del mondo, anche con un uomo, non siamo assolutamente aperti, in camera vostra fate quello che volete, basta che non rompiate le balle a noi. Signori, c'è il direttore Sallusti che mi sta guardando d'un male, eccole qua le mutande, vieni, guarda, vieni, accomodati, gliele facciamo vedere. Direttore, ecco qua, intanto che entra gli mostro il nuovo gadget di Radio Libertà.
Eccolo qua, le mutande. Ragazzi, io non so se le riesco a mutande scappare. Libertà. Gadget fondamentale. Di questi tempi, perché ogni tanto bisogna fare anche all'amore con persone che siano d'accordo, chiaramente, possibilmente. Non sono, dicevo, un nordafricano, però penso che mi stiano bene, insomma, cioè ho un certo fisichiello. Sto per dissociarmi, vedi tu Ecco, dove vuoi andare a parare? Lo sapevo, finisce sempre così, che i direttori si dissociano, lo sapevo. Grazie a voi che ci avete seguito, restate lì perché tra pochi istanti arriva l'editoriale di Giovanni Sallusti. Qualcosa mi dice che sarà scoppiettante, qualcosa mi dice preparate i petardi, ma piccolini, non fate casino. A tra poco. Auguroni. Grazie. Avete ascoltato la rassegna stampa.